Popolari Venete, tra pochi minuti a Vicenza la fiaccolata degli azionisti contro il decreto del governo, tutte le immagini in diretta, la rabbia dei piccoli risparmiatori. Tragedia questa mattina in un'azienda a Zanè nel Vicentino, il titolare di una ditta di Villaverla toccato con la gru, i cavi dell'alta tensione, l'uomo 45 anni è morto folgorato. Ancora tensione a Conetta, nella notte una nuova protesta dei migranti contro l'arrivo di altri disperati all'ex base, siamo troppi dicono, il sindaco attacca il governo. Attesi a Padova da un momento all'altro nuovi migranti, ieri già arrivati in 30, il prefetto però esclude che vengano ospitati nel centro di Bagnoli. Rapinatore solitario in azione nella banca Carige in pieno centro a Treviso, armato di coltello, si fa consegnare 3.500 euro e poi scappa a piedi, il colpo in pieno giorno. Violenta grandinata di domenica scorsa a Vittorio Veneto, una prima stima parla di 1,5 milioni di danni solo per gli edifici pubblici. Da lunedì scatta a Vicenza l'ordinanza di allontanamento dei nomadi dalla zona est della città. Il sindaco Variati, pugno duro. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura parliamo delle banche, delle ex popolari, perché oggi è la giornata della protesta con la grande manifestazione a Vicenza, la fiaccolata organizzata dagli azionisti per protestare contro il decreto del governo. Tra poco ci collegheremo in diretta con Piazza dei Signori a Vicenza con i nostri inviati per vedere un po' come i piccoli azionisti si stanno preparando a questa manifestazione. Intanto sempre a proposito di banche si parla di tensione tra i partecipanti, tra l'altro di questa sera alla manifestazione anche Sergio Calvetti, avvocato che rappresenta la class action verso le banche e che sottolinea come per gli azionisti non tutto ancora sia perduto. Sentiamo intanto il servizio, poi andiamo in diretta a Vicenza. Banche Venete, dopo i giorni dello sconforto con la liquidazione coatta e gli azionisti sul lastrico, parte dall'avvocato della class action nuova linea di attacco ed è un fronte ampio che parte dai decisori e finisce alla procura di Treviso. Noi siamo sempre partiti dal presupposto che le responsabilità sono prima di tutto del Consiglio di amministrazione, quindi degli amministratori, poi dei sindaci e quindi delle società di revisione. Le società di revisione hanno certificato i bilanci falsi come minimo degli ultimi 15 anni e quindi devono rispondere. La Banca d'Italia, abbiamo le prove di persone, di soci che hanno denunciato il misfatto ancora 10-12 anni fa. E la Banca d'Italia nulla ha fatto per cessare questa attività. Poi abbiamo la Procura della Repubblica anche di Treviso, che ha ricevuto i verbali nella primavera del 2014, quindi prima dell'avvio dell'aumento di capitale appunto del giugno-luglio 2014, che hanno rapinato nelle tasche dei cittadini, dei risparmiatori, altri 500 milioni di euro e quindi c'è la responsabilità anche in capo a questa piccola procura trevigiana che nulla ha fatto per impedire proprio questo. Ce n'è sostanzialmente per tutti. Avvocato che contemporaneamente dà una speranza anche sul fronte dei crediti che, stando al decreto del governo firmato domenica, seguiranno la stessa procedura di un'altra banca dissestata, ovvero il Banco di Napoli. E allora andiamo ad analizzare che cosa dice il decreto. Dice che la SGA, che è quella società che è riuscita a portare il 90% dei risparmi degli azionisti di Banco di Napoli in restituzione, agirà negli stessi esatti termini. Quindi i crediti non sono stati ceduti a società speculative e a quel punto tutto quello che viene recuperato verrà gestito per pianificare e definire i crediti che sostanzialmente rimangono solo quelli degli obbligazionisti che non rientrano quelli subordinati che non rientrano nella normativa e agli azionisti. Ecco, c'è qualche problema tecnico nell'attesa di collegarci con i nostri inviati a Vicenza per la manifestazione che inizierà tra poco dei piccoli azionisti delle ex banche popolari del Veneto. Continuiamo con la cronaca da Vicenza, perché purtroppo oggi dobbiamo registrare l'ennesima tragedia sul lavoro. Si è verificata a Zanè nel Vicentino, un imprenditore di un'azienda edile è rimasto folgorato. Sentiamo.
Morto folgorato dopo aver urtato con il braccio della gru i cavi dell'alta tensione, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro un imprenditore 45enne di Villa Verla nel Vicentino. Antonio Trieste, titolare di una ditta che realizza tetti e coperture, stava lavorando questa mattina presto al rifacimento della copertura di un capannone a Zanè. Stava scaricando del materiale edile con la gru quando inavvertitamente il braccio meccanico del mezzo ha toccato i fili dell'alta tensione. La scarica violentissima lo ha fatto piombare al suolo da un'altezza di 5 metri. L'imprenditore è morto all'istante, folgorato. Sul posto sono intervenuti carabinieri di Thiene e di tecnici dello Spisal dell'Uls 7 Pedemontana. Una tragedia che ha scosso profondamente il mondo dell'imprenditoria vicentina. Con la situazione generale del lavoro, con la tensione che sta vivendo il mondo imprenditoriale, soprattutto chi collegato al mercato interno che deve sempre correre per cercare di portare a casa la giornata, molto spesso si è distratti e dopo succedono queste disgrazie che sono, purtroppo ci si lascia la vita. Ed ora la questione dei migranti, ancora tensione a Conetta, nella notte una nuova protesta dei richiedenti asilo contro l'arrivo di nuovi disperati all'ex base militare. Siamo troppi, dicono, ed intanto il sindaco del paese attacca la politica del governo. Sentiamo. E questi qua, in prefettura, gli ha promesso qualcosa, gli ha promesso di non vivere su queste condizioni qua. E che sia stessa roba che diamo noi altri, chiudere Conetta. Si sfoga il primo cittadino di Cona mentre cerca di tranquillizzare un residente insofferente al modus vivendi dei migranti, perché la misura è oramai colma, i cittadini sono esasperati e chi di dovere si è riempito la bocca di promesse, ma al momento di agire si è girato dall'altra parte. Qui manca la presenza di quella politica, non è mai venuta qui, non ci hanno mai raccontato cosa vogliono fare, non hanno mai parlato con una persona che abita e vive qua. La soluzione sta nelle scelte coraggiose, bisogna aprire le caserme, quelle vere, non questa non è una caserma, se lo sono inventati con una caserma, la gente è sotto i capannoni di plastica qui. Alleggeriremo Conetta era stato l'impegno del ministro Minniti all'indomani del suo insediamento a Palazzo Chigi, quando nell'ex base si contavano poco più di 1 migliaio di migranti. Oggi a Conetta il numero di profughi è salito a 1600, eppure chi tra loro è costretto a vivere nei container del centro di accoglienza oramai non ne può più. Troppa persona, no, buono. Questo è un magazzino di vite umane che è frutto delle incapacità della politica di governo. La tensione a Conetta si è fatta sentire alle prime luci dell'alba, quando anche ai migranti è parso chiaro l'imminente arrivo di altri disperati. L'arrivo in forze di polizia e carabinieri ha fatto temere che la situazione potesse precipitare. Per fortuna non è stato così. Ma continuiamo a parlare di migranti perché tensione anche a Padova, sono previsti ulteriori arrivi, altri 30 sono arrivati nella giornata di ieri e c'è preoccupazione, il prefetto esclude comunque che vengano ospitati nel centro di Bagnoli, ma sentiamo. Nuova ondata di migranti in arrivo anche a Padova, questa è una certezza, mentre resta da capire dove saranno alloggiati. Gli effetti degli ultimi sbarchi hanno cominciato a farsi sentire solo nelle ultime ore e la prefettura è in attesa di circolari che da un momento all'altro daranno maggiori dettagli. Si cercherà di utilizzare soprattutto appartamenti liberi messi a disposizione dei proprietari, ma nulla si può escludere, dalle ex caserme alle tendopoli di emergenza, dipende dai numeri. Distribuiti lì dove abbiamo avuto delle disponibilità di appartamenti e quindi sul territorio in appartamenti che già sono disponibili, che hanno dei posti vuoti, insomma vengono distribuiti un po' dappertutto. Il fenomeno nuovo, osserva il prefetto, è la presenza di molte più donne e bambini, quindi servono strutture dedicate senza maschi adulti. Inevitabile quindi che ci saranno dei cambiamenti nelle strutture. Quanto a Bagnoli, per il momento si cercherà di non sovraccaricare la struttura, che ospita già oltre 700 stranieri. Noi dobbiamo comunque garantire una rotazione nel centro di Bagnoli, perché sennò altrimenti rischiamo che si creino tensioni ed ovviamente non le possiamo creare. Quindi Bagnoli comunque in questi mesi è uscito qualcheduno dei più anziani ed è entrato qualche arrivo più recente, quindi però il numero di Bagnoli è rimasto sempre più o meno stazionario e speriamo
di poterlo mantenere così anche nei mesi a venire. Quanto ai numeri, impossibile fare previsioni, i migranti ne sono arrivati a Padova anche ieri, il prefetto si attende circolari con numeri precisi da un momento all'altro. Al momento mi sono arrivate le comunicazioni, ieri ne sono arrivati 20, quindi voglio dire, arrivano così alla spicciolata man mano che dai porti dove sbarcano vengono distribuiti, quindi mi aspetto da un momento all'altro ovviamente comunicazioni per gli sbarchi che sono in corso o che avverranno nelle prossime ore. E la questione dei profughi infiamma gli animi anche a Vicenza, dove nelle ultime settimane ne è arrivato un altro centinaio. Sentiamo. L'ultima invasione, senza armi, in nome della solidarietà e di tutti i più alti sentimenti umani. Un'invasione di profughi che alimentano il business dell'accoglienza e dell'ospitalità, altra parola abusata. Che ci sia un'invasione lo dicono i numeri: 12.000 disperati sbarcati in 48 ore, 6.000 al giorno, uno ogni 25 secondi. E se scappassero tutti dalle guerre, sarebbe il caso di domandarsi perché le donne fuggono molto meno e gli uomini molto di più. L'80% delle persone che arrivano sono maschi, solo il 20% sono donne e solo il 5% è considerato un rifugiato. E già, la maggior parte dei profughi non fugge da nessuna guerra e infatti non ha i requisiti per ottenere asilo politico. Ma prima di andarsene restano qui nelle nostre città aggrappati a nodi burocratici. Se la loro domanda viene rigettata, allora fanno ricorso. Anche il nigeriano sorpreso a Campomarzo con la droga aveva fatto ricorso. Vendeva eroina e cocaina, le stesse sostanze che spacciava nelle stesse ore a Tiene un altro nigeriano che aveva appena ottenuto il permesso per motivi umanitari. E che dire dei due profughi sanguinanti che si sono affrontati in pieno giorno ancora a Campomarzo? Casi negativi, certo, ma che fanno riflettere e che spesso riconducono al parco di Vicenza, dove molti dei richiedenti asilo bivaccano alla faccia delle regole di polizia urbana. Oggi sono ben 2.600 i profughi nella provincia berica, 900 soltanto in città. Un'emergenza, tanto che in prefettura sarebbe allo studio una struttura, un hub per la prima assistenza. D'altra parte siamo in Italia, il paese dove se ci sono troppi detenuti si fa lo svuotacarceri e se ci sono troppi profughi si fa il riempi hub. A Vicenza c'è un grosso problema a Campomarzo, ma anche in zona stazione, anche in piazzale Bologna, e quindi di conseguenza bisogna trovare una soluzione e il sindaco deve farsi carico di questi problemi perché è lui il portavoce dei vicentini, è lui il portavoce della città. Ed ora torniamo a Venezia con lo scandalo Mose. Dopo la richiesta della pubblica accusa nel processo, le difese sono sul piede di guerra, sono accuse infondate, commenta il legale dell'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Sentiamo. Il giorno dopo le richieste della Procura di Venezia di condanna per tutti gli 8 imputati eccellenti, le prime reazioni misurate delle difese che contestano l'impianto accusatorio e che sostengono che la verità dei fatti possa imporsi con grande chiarezza e senza fraintendimenti. Per le arringhe bisognerà attendere fino al 18 luglio. A parlare quel giorno saranno i legali di Orsoni, Turato e Falconi. Il 19 quelli dell'ex ministro Matteoli, per il quale sono stati chiesti 6 anni, e dell'imprenditore romano Erasmo 5. Poi a seguire, il 20 luglio toccherà le difese dell'ex presidente del Magistrato alle Acque, Maria Giovanna Piva, e dell'avvocato romano Crialese. Il processo sarà rinviato al 5 settembre per l'arringa del difensore di Lia Sartori e le eventuali repliche. La sentenza è prevista nei giorni immediatamente successivi, in tempo comunque prima che alcuni reati, tra cui il finanziamento illecito contestato ad Orsoni, possano prescriversi. Accuse scarse quelle della Procura, secondo l'avvocato dell'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. A dimostrazione, ha detto il legale, che le contestazioni sono totalmente infondate. Ieri, al termine dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto una provvisionale di 1 milione di euro a carico di ciascuno degli 8 imputati, una sorta di anticipo in attesa dell'esatta definizione del risarcimento per danno d'immagine in favore dello Stato, la condanna di tutti e gli 8 imputati, il risarcimento del danno da disservizio e di quello provocato alla collettività. Ed ora la cronaca da Treviso con la notizia di una rapina in pieno giorno in banca a 2 passi da Piazza dei Signori. Sentiamo i dettagli nel servizio. Non mi vuol dire niente? No, mi dispiace.
Chiude la porta, nessuno parla, nessun commento, la gente passa, si ferma, guarda e legge il cartello, lo sportello oggi rimane chiuso. No, sto pensando che era anche chiuso. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 12:30. Nel mirino di un rapinatore solitario, l'istituto di Credito Carige, in via Martiri della Libertà, a poche centinaia di metri da Piazza dei Signori, nel cuore di Treviso. Un malvivente, a volto scoperto, con fare distinto e fingendosi un cliente, ha fatto irruzione in banca. In quel momento all'interno c'è solo il cassiere, nessun cliente è presente, il rapinatore è armato con un coltello da cucina, si avvicina al dipendente e sotto la minaccia dell'arma gli intima di consegnare il denaro in cassa. Il malvivente agisce in pochi minuti, arraffa i soldi e poi esce dalla banca e fugge a piedi tra le vie del centro. Pieno giorno e soprattutto nel cuore di Treviso, ma nessuno sembra aver notato nulla. Il cassiere allerta immediatamente la polizia. Sul posto si precipita subito una volante e gli uomini della squadra mobile. Il dipendente viene ascoltato, il bottino si aggira sui 3.500 euro. La polizia ora ha sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza che saranno visionate nelle prossime ore. È caccia a rapinatore solitario, forse uno sbandato, le indagini sono in corso. E restiamo nella Marca perché c'è una prima stima dei danni a Vittorio Veneto dopo i violenti nubifragi dei giorni scorsi, 1,5 milioni di euro solo per gli edifici pubblici che sono stati appunto danneggiati dalla grandine di domenica. Intanto resta ancora chiusa per frana la statale D'Alemagna. Sentiamo. Si possono stimare, diciamo, i danni non molto lontani, cioè fra il 1 milione e il 1,5 milioni di euro per quanto riguarda gli edifici pubblici. Prima stima dei danni a Vittorio Veneto dopo l'ondata di maltempo che tra domenica e mercoledì ha messo in ginocchio la pedemontana trevigiana, 1,5 milioni di euro solo per gli edifici pubblici colpiti dalla violentissima grandinata, tra questi anche la caserma dei Carabinieri, il Palazzo delle Poste, il Municipio e poi il Palazzetto dello Sport e varie scuole, la Da Ponte, Cosmo, Pascoli, Marco Polo, Rodari, un bilancio pesantissimo al quale vanno aggiunti i danni subiti dai privati con le molte abitazioni ed auto devastate dalla furia del nubifragio. E se la circolazione ferroviaria sulla linea Conegliano-Belluno verrà ripristinata a partire da domattina, la statale Alemagna, che si pensava sarebbe stata riaperta al traffico, oggi rimane invece ancora chiusa, nonostante i tecnici dell'ANAS siano al lavoro da mercoledì pomeriggio. La riapertura slitta data da destinarsi. L'enorme quantità di materiale franoso sopra la carreggiata non è ancora stabilizzato. L'ANAS sta lavorando, visto che è di competenza ANAS il tratto, sta lavorando alacremente, ma il problema non è tanto e solo liberare la strada quanto cercare di mettere in sicurezza quella parte di materiale che è ancora a monte della strada e che essendo di notevoli dimensioni deve essere in qualche modo messo in sicurezza. Ed ancora cronaca, incidente questa mattina a Marghera, almeno 6 le persone che sono rimaste ferite nello scontro tra un pullman della CTV ed un'auto. Sentiamo. Scontro tra un autobus CTV e un'auto in via Minotto a Marghera, all'altezza del bar da Giada. Ancora da chiarire la dinamica, quel che è certo è che almeno 6 persone sarebbero rimaste ferite. 5 passeggeri del pullman e il conducente dell'auto, un 87enne residente nel Veneziano. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato proprio quest'ultimo a non aver rispettato la precedenza, mentre stava attraversando l'incrocio tra via Minotto e via Beccaria. E il conducente del bus non sarebbe riuscito dunque a fermarsi in tempo. Violento l'impatto. L'anziano è stato soccorso dai sanitari del 118, stabilizzato e trasportato in ospedale. Sul posto sono giunti gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale e i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118. Secondo il SUEM 4 persone sono state portate all'ospedale all'Angelo di Mestre, 3 invece a Mirano. E grave sversamento di gasolio dall'oleodotto Venezia-Mantova all'altezza dell'idrovia di Mira. Secondo gli esperti e i primi accertamenti che sono stati effettuati potrebbe trattarsi di un'azione dolosa.
C'è l'ombra del dolo dietro lo sversamento di gasolio dall'oleodotto Venezia-Mantova che ha interessato l'idrovia nel territorio comunale di Mira lungo l'argine sinistro. Solo un maldestro tentativo di furto di gasolio può, secondo gli esperti, aver creato una falla importante nell'oleodotto che poi è stato impossibile tappare. Non sarebbe la prima volta che la cronaca racconta di episodi simili riferiti a furti di gasolio che poi viene immesso nel mercato nero. Quello grave, registrato ieri sera nelle vicinanze della statale Romea, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco fino al tardo pomeriggio di oggi. Le squadre intervenute anche con gli specialisti NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico hanno assicurato l'assistenza di sicurezza ai tecnici dell'oleodotto durante le operazioni di intercettazione della perdita di carburante. Nella zona hanno operato 22 vigili del fuoco di Mira e Venezia, Mestre, coadiuvati da 2 funzionari, dagli specialisti sommozzatori e dal reparto volo. L'elicottero Drago 81 ha eseguito un controllo dall'alto per verificare l'estensione della macchia oleosa. Lungo il canale sono stati predisposti dei salsicciotti assorbenti per contenere il combustibile e durante la giornata hanno lavorato anche gli addetti di alcune ditte di bonifica con delle autobotti per aspirare dal bacino la sostanza oleosa galleggiante. All'intervento dei vigili del fuoco hanno fatto seguito quello per la riparazione dell'oleodotto. Sul posto hanno eseguito rilievi il personale del consorzio di bonifica, l'ARPAV e i carabinieri. Ed ora torniamo nel Vicentino con l'incendio che la scorsa notte ha causato gravi danni ad una stalla. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio scoppiato stanotte intorno alle 2 in una stalla adibita a ricovero mezzi agricoli e deposito a valle di Castelgomberto. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza con 6 automezzi, tra cui 3 autobotti e l'autoscala e 14 uomini, ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che distruggessero l'intera struttura. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato innescato su un camion di medie dimensioni e su una macchina operatrice. I mezzi erano parcheggiati all'interno del capannone. Ingenti i danni. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei pompieri e dei carabinieri intervenuti sul posto e, come detto, non si esclude il dolo. Le operazioni di completo spegnimento e di messa in sicurezza della stalla sono terminate solo all'alba di stamane e dovranno essere seguite ora da un intervento di bonifica, vista la presenza di Eternit. Ed ora una notizia da Verona, dove un romeno di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bussolengo con l'accusa di ricettazione. L'uomo era già stato bloccato in novembre quando nel corso di una perquisizione nella sua abitazione di Verona i militari gli avevano sequestrato oggetti rubati per un valore di 8.000 euro, telefoni cellulari, materiale elettronico, generi alimentari, tutti rubati in supermercati della zona. Ieri i carabinieri hanno rintracciato il romeno ricercato dopo che il tribunale aveva chiesto di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo infatti rivendeva il materiale che rubava. L'accusa quindi nei suoi confronti è di ricettazione. Ora il 45enne è rinchiuso nel carcere veronese di Montorio. Una notizia ora attesa dai vicentini dopo i numerosi servizi di denuncia che abbiamo proposto nei nostri TG. Da lunedì scatta l'ordinanza di allontanamento dei nomadi dalla zona est di Vicenza. Il sindaco Variati, pugno duro. Sentiamo. Il degrado urbano non può essere accolto in nessun modo, nomadi non nomadi, quindi da lì devono andarsene. Vicenza adotta il pugno duro contro i nomadi dopo l'ordinanza di allontanamento nell'area ovest della città. Da lunedì verrà attivata una medesima ordinanza nella zona est, una risposta che arriva dopo le numerose segnalazioni di degrado e illegalità denunciate dai cittadini anche attraverso la nostra emittente. Verrà trasmessa l'ordinanza ai vari nuclei, in particolare ai proprietari dei camper, e avranno un tempo a partire da lunedì limitatissimo per abbandonare l'area e andarsene. Punto. Si punta alla correttezza e alle regole e non esiste che i nomadi possano avere regole loro rispetto alle regole dei cittadini. Zone rosse nella Vicenza Est attive sino al 31 dicembre prossimo, che andranno a sommarsi alle limitazioni poste nella fascia ovest attive sino al 30 settembre. In pratica un muro ideale che limita l'accesso alla città da parte dei nomadi. C'è di più, questione bollette dell'acqua non pagate nell'accampamento di Via Cricoli. Da oggi ognuno deve avere il proprio contatore e dovrà anche pagare gli arretrati, ma deve avere il proprio contatore. Chi
non ha stipulato il contratto con Acque Vicentine e non ha il proprio contatore, da stasera, anzi da questo momento in cui stiamo parlando, non avrà più l'acqua, punto, e berrà acqua minerale. Insomma, anche le tante battaglie che abbiamo portato avanti con i nostri servizi pare abbiano sortito una decisa e ferma presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale di Vicenza. In centro, dove è più facilmente raggiungibile con linee di autobus, oppure a Padova Est, dove è più facile parcheggiare, stiamo parlando dell'ospedale di Padova, la cui collocazione è stata, così sembra, decisiva nel ballottaggio tra Giordani e Bitonci. Sull'argomento oggi abbiamo sentito l'opinione dei padovani. Io mi trovo bene qui, per me va bene qua. No, qua è ormai impossibile. Cos'è impossibile? È il traffico, è scomodo. Preferirei qua io sinceramente. Sì. Come mai signora? Anche se c'è più traffico? Perché comunque è nato qui e Padova rispecchia dovrebbe avere più parcheggi, quello sì. Per me, e come tante persone anche amiche mie, preferiamo qui. Preferisco che rimanga dov'è, alberghi, ristoranti, c'è tutto, un giro che l'economia cittadina poi viene meno. Ai negozianti della zona lo spostamento dell'ospedale a Padova Est fa già venire qualche sudore freddo, anche se i tempi di costruzione lasciano loro più di qualche anno di tranquillità. Tutti invece chiedono a una sola voce che nel frattempo vengano creati altri posti auto a pagamento. Sono qua da un'ora e mezza che ho portato la moglie e guarda, è un disastro. Troppo traffico? Troppo traffico. Ha parcheggiato bene o...? Ho parcheggiato di là, guarda. Sto qua attendendo. Ok, quindi non ha trovato parcheggio? No, ho girato dappertutto e dopo ho visto uno che stava partendo, guarda, e mi sono inserito là. Per tante infermiere, gente che viene da fuori, che viene a lavorare, che va ben qua perché c'è l'afflusso del corriere, che c'è tutto... Cioè si trova qui che viene da Chioggia, che viene da una parte dall'altra, ormai si abitua. I parcheggi manca, parcheggi. Io penso a Padova Est. Perché? Qua è troppo ingombrante. E siamo in chiusura di questa edizione regionale dei nostri notiziari. Vi ricordo l'appuntamento subito dopo i TG con 20:10. Questa sera ospiti in studio Lorena Andretta, segretaria provinciale del Partito Democratico di Treviso, e Dimitri Coin, segretario provinciale della Liga Veneta Lega Nord. Ed è tutto, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo sul Triveneto. Il meteo, arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Inizio del mese di luglio ancora con qualche disturbo sui rilievi, ma sulle pianure sarà il sole a prevalere. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto insistono nubi con rovesci e temporali sui settori alpini settentrionali, specie del Bellunese e fino al nord vicentino. Meglio altrove con più sole. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste tra i 24 e i 30 gradi, minime sui 13-17 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Addensamenti con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, localmente sulle medio-alte pianure dell'Udinese. Tempo migliore invece altrove. Temperature massime che risultano essere in aumento, sui 24-27 gradi, minime sui 15-19 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Molte nubi con rovesci e temporali diffusi su quasi tutta la regione, tempo più asciutto e soleggiato all'estremo sud del Trentino. Temperature massime attese intorno ai 27 gradi, minime sui 14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sud-occidentali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni.